Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, giovedì 22 agosto. Buongiorno e buon Zioba, oggi c'è il mercato settimanale, invitiamo sempre ad andarlo a vedere che è molto bello, molto interessante, insomma vivacizza la città. Allora, martedì sera c'è stato a Valli l'incontro organizzato dal comitato di Valli di Chioggia con l'amministrazione comunale. Erano presenti il sindaco Mauro Menao, il nuovo comandante della polizia locale Luca Sattin e l'assessore ai lavori pubblici Angelo Mancin. Allora, durante la conversazione che è stata fatta, il dibattito in cui il sindaco, avrete visto il servizio ieri che abbiamo pubblicato, in cui l'amministrazione è tornata indietro, ha tolto via quel divieto di passaggio per via Pascolò, o meglio l'ha ridotto, e quindi al momento della registrazione di questo servizio non sappiamo se è già stato tolto, ma comunque la linea che è stata raggiunta è quella di vietare solo il sabato e domenica l'accesso per via Pascolò e comunque per tutto il periodo in cui i bambini non vanno a scuola, non ci sono le scuole aperte in pratica. Quindi un risultato ottenuto. Il convegno è stato molto, a mio avviso, l'incontro è stato interessante. Sono stati i residenti di Valli che sono sempre molto educati e molto civili, sono sempre stati, devo dirlo, posso testimoniarlo. Speravamo in qualche insurrezione, ma invece è andato tutto bene. Ecco. Detto questo, c'è un intervento che credo che sia importante dare un giusto risalto. Infatti in via Pascolò ci abita anche il dottor Luciano Frizziero. Il dottor Luciano Frizziero è stato un manager dell'ASL Serenissima, è stato anche assessore per un periodo durante l'amministrazione Ferro e ha detto pubblicamente durante questo evento pubblico, ricordando ai tre pubblici ufficiali, perché il comandante della polizia locale, il sindaco, tra l'altro poliziotto, e l'assessore ai lavori pubblici, ha ricordato che via Pascolò, uno dei problemi della viabilità è la ristrettezza iniziale di via Pascolò. Perché è stretta? Perché è stato già detto, l'ha detto anche il geometra Gianmarco Gomento durante una nostra intervista precedente, l'ha ricordato Luciano Frizziero più volte su Facebook, ma durante un dibattito pubblico alla presenza di tre pubblici ufficiali ha invitato l'amministrazione comunale a prendere provvedimenti, perché questi che si sono impadroniti del terreno pubblico, e il dottor Luciano Frizziero ha ricordato che non esiste l'uso capione sul terreno pubblico, in pratica, ha invitato l'amministrazione e quindi il sindaco a agire e a ordinare che questi qua tolgano le sieppe, perché questi, ha spiegato Luciano Frizziero, dice lui, questi hanno piantato le sieppe via via sempre più avanti e addirittura parcheggiano anche la macchina avanti, quindi la strada è diventata molto più stretta. Quindi adesso il sindaco, che è anche poliziotto, cosa farà? Aspettiamo di vedere cosa farà il sindaco Mauro Armelau. Da oggi 22 agosto al 24 si terranno 3 giorni di pulizia dei fondali del sito Le Tegnue. Sarà un team di subacquei quello che si immergerà per recuperare marine litter e reti da pesca dal sito, per il quale è stato avviato il percorso per la candidatura nella tentative list dei beni che potrebbero diventare patrimonio mondiale materiale, naturalistico o culturale dell'UNESCO. Il progetto porta il nome di Poseidone e la pulizia delle Tegnue è l'evento più significativo e concreto per preservare questo importante e fragile habitat marino, come ha affermato l'assessore della Regione Veneto alla pesca Cristiano Corazzari, il quale ha espresso soddisfazione per questa operazione di valorizzazione che vede la sinergia di vari enti, inclusa la Regione Veneto. L'intervento è mirato e l'indagine preliminare è stata svolta dal nucleo sommozzatori della Polizia di Stato della Questura di Venezia. Chi ha coinvolto i soggetti interessati all'intervento è stato il Comune di Chioggia, che a vari titoli ha coinvolto la Capitaneria di Porto di Chioggia, l'Autorità di Sistema Portuale Mar Adriatico Settentrionale,
Nazionale e Veritas. Sono state coinvolte poi ISPRA, che ha scelto la zona di interesse, e un raggruppamento temporaneo di impresa tra Laguna Project e Idrallavori Subacquei che realizzeranno l'intervento. Questo si svolgerà in queste giornate. Inizialmente le reti e il marine litter saranno raggruppati sul fondo, poi il materiale raggruppato sarà portato in superficie grazie a palloni di spinta. La pulizia sarà replicata il prossimo anno, nel 2025. L'assessore all'ambiente del comune di Chioggia, Serena De Perini, ha ribadito che con questa operazione concreta si sottolinea il valore di questo sito. Sono già stati fatti altri interventi, ma questo è da ritenere eccezionale sia per la collaborazione con la Regione Veneto che per le attrezzature che saranno messe in campo e per gli enti coinvolti. Il ringraziamento va a tutti, ma in primis alla Regione che ha concesso la gestione nelle Tegnue al comune di Chioggia. Senza questo primo passo Chioggia non avrebbe potuto valorizzare in modo adeguato il sito. Il ringraziamento alla Regione giunge anche dal sindaco Armelao. L'intervento Poseidone fa parte di un progetto Interreg Italia-Slovenia, di cui fa parte la Regione Veneto, ed è coperto da un budget complessivo di 4.350.000 euro. Interessa un'area che va da Chioggia e si estende lungo il Veneto, Friuli e Slovenia, a tutela della biodiversità. E siamo nello studio del Servizio Nord-Est 2.0 e vorremmo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora, fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Veneto. Ciao Chioggia Azzurra, agosto pieno di avvenimenti per i complottisti, ma l'evento più tragico e ricco di mistero è senz'altro l'affondamento del super yacht a vela Bayesian nei pressi del porto di Palermo. Tragico per le morti, sia pure mitigate dal rocambolesco salvataggio della bambina di 1 anno, prima dispersa e poi in braccio alla mamma. Misterioso perché l'albero di oltre 70 metri è stato trovato integro, come pure lo scafo. E passando all'equipaggio il mistero si fa fitto, perché tra i dispersi figura l'armatore Mike Lynch, l'uomo dal tocco d'oro per le sue start-up innovative, il gioiello delle quali, la Autonomy, era stata venduta per oltre 10 miliardi di sterline alla Hewlett Packard, ma la cui vendita aveva portato all'accusa di frode fiscale per Lynch e per il suo direttore finanziario. Processo che si era chiuso con la soluzione di Lynch poche settimane fa, grazie anche alla testimonianza di Bloomer, presidente di Morgan Stanley e della compagnia di assicurazione Hiscox, anche lui perito nel naufragio, così come l'avvocato di Lynch, Morvillo, figura carismatica nel mondo dell'avvocatura di New York, in precedenza procuratore federale dello Stato, che aveva lavorato sulle stragi terroristiche dell'11 settembre. Ma a dar fiato al complotto, nelle stesse ore veniva investito da un'auto, mentre faceva jogging, Steven Chamberlain, direttore finanziario di Autonomy. L'episodio fa subito tornare alla mente un'altra storia fatta di barche e di naufragi incredibili, quelle dell'anno scorso sul Lago Maggiore della Goduria, dove erano a bordo ben 21 tra 007 italiani e del Mossad, ed un armatore con moglie russa. Proprio in quel periodo riusciva a fuggire dall'Italia, vanificando il mandato di estradizione negli Stati Uniti, un trafficante di armi russo con residenza sul lago. Sembra la trama di un film di Jason Statham. Bishop, nel film, che ritiratosi dall'attività, faceva perdere le sue tracce a Rio de Janeiro, ma veniva richiamato in servizio per una missione dove tutto doveva sembrare un incidente. Certo, la realtà è ben diversa. Ma a pensar male si fa peccato, ma a volte ci si azzecca. Dunque, sulla stampa nazionale hanno dato molto risalto a quella che sembra quasi una diatriba tra il fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo e il presidente del movimento, che adesso è Conte, l'avvocato Conte. Grillo deve aver dato qualche comunicazione, adesso non ho letto con a fondo gli articoli, ma ho capito che Grillo ha detto ci sono dei limiti di cui il Movimento 5 Stelle non deve andare oltre. Uno di questi è il limite di 2 mandati. Invece Conte ha risposto non accettiamo imposizione in ogni caso, varrà tutto discusso e quindi si ragionerà all'interno del movimento e si arriverà a delle decisioni.
Ecco, allora mi permetto, ma col cappello in mano, perché voglio dire, sono regole che sono state stabilite su un altro partito e quindi è giusto che non so quali saranno i meccanismi che sono ancora in evoluzione, non si sa bene chi deciderà, se saranno delle persone all'interno delle rappresentanze istituzionali piuttosto che alcuni che sono in Parlamento, insomma comunque praticamente ci sarà questa assemblea e decideranno, voteranno e decideranno cosa fare. Allora vi permetto di ricordare che, allora, uno in generale, parlando del Veneto, anche il Consiglio regionale del Veneto, il Partito Democratico, non ricordo se era una regola da statuto, comunque aveva questa regola, comunque di imporre il limite di 2 mandati anche ai loro rappresentanti. Però poteva capitare che ci fossero delle deroghe, perché magari in territorio aveva una persona particolarmente ferrata su certi temi piuttosto che altre situazioni, e quindi occasionalmente hanno deciso per il terzo mandato anche di qualcun altro. Ecco, allora nel caso della nostra città, voi sapete che il sottoscritto si è sempre battuto, a prescindere dal colore politico, per avere quanti più possibile rappresentanti alle elezioni al Consiglio regionale del Veneto. E faccio sempre questo esempio, perché ogni tanto qualcuno dice ma i consiglieri, allora, se abitiamo su un condominio di 30-40 appartamenti e non si partecipa alle riunioni di condominio, è evidente che il condominio in generale fa quello che vuole. Allo stesso modo il Consiglio regionale Veneto funziona più o meno alla stessa maniera, ma ovviamente con una grande importanza. Allora, noi siamo anni che Chioggia, per un motivo o un altro, è sempre riuscita ad eleggere un numero importante di consiglieri regionali. Le precedenti elezioni abbiamo avuto 3, abbiamo la fortuna di avere 3 consiglieri: Montanariello per il Partito Democratico, il Marco Dolfin per quanto riguarda la Lega e la consigliera Erika Baldini per quanto riguarda i 5 Stelle. Quindi, siccome attualmente c'è il limite dei 2 mandati, io confido che all'interno del Movimento 5 Stelle, visto che anche l'altra volta l'Erika è entrata per un pelo, e a mio avviso è entrata per le sue doti, le sue capacità, perché indubbiamente, e non è che sia sempre d'accordo su tutto quello che dice l'Erika Baldini, però, e questo è un altro discorso, ma preferisco che vada una persona del nostro territorio piuttosto che vada un altro di Padova, con tutto rispetto a quelli di Padova, piuttosto che quelli di Vicenza, piuttosto che quelli di Venezia. Ecco, quindi confidiamo che il Movimento 5 Stelle all'interno del loro dibattito facciano le giuste valutazioni, e magari in alcune situazioni che potrebbe essere di utilità anche del Movimento, perché io dubito che se dovessero mettere qualcun altro riesca a avere lo stesso consenso della Erika Baldini, che si è conquistato, a mio avviso, pancia a terra col coltello tra denti. E ricordo sempre che nelle elezioni regionali come elezioni comunali chi prende il voto si prende anche la preferenza, quindi qualcuno è andato a votare, ha preso la scheda elettorale e ha scritto Erika Baldini, come ha scritto Montanariello, come ha scritto Dolfin. Ecco, io confido, perché questa cosa a mio avviso è molto importante per il nostro territorio. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it. Ci hanno chiamato segnalando l'assenza dal parco di Viale Umbria appena inaugurato dell'altalena in cui i disabili potevano accedere con la carrozzina. L'altalena era frutto di una donazione, un atto di generosità, ma era stata quasi distrutta da atti di vandalismo che l'avevano presa di mira. Vista però la sua importanza, sia per il gesto simbolico che rappresentava, sia per il suo essere a disposizione di persone meno fortunate, l'amministrazione ha deciso di ripararla. Ci informa di ciò l'assessore al verde Serena De Perini. La giostrina è in fase di restauro, ci ha detto, c'è difficoltà nel reperire un pezzo e al termine dell'intervento dovrà essere collaudata. Si sta facendo il possibile per sistemarla, ma per riconsegnarla a chi ne godrebbe dell'utilizzo deve essere in condizioni più che perfette. Tranquillizziamo quindi chi ci aveva chiamato: appena si troverà il pezzo da sostituire, l'altalena sarà collaudata e messa nuovamente a disposizione per regalare ancora momenti di gioia.
Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, giovedì 22 agosto, è la Star Pharma in via Madonna Marina a Sottomarina. Vi saluto, vi ringrazio. Se volete ci vediamo ai negozi alla cartoleria Pegaso, dove continuiamo a prendere prenotazioni di testi scolastici e dove continuiamo ad avere un bellissimo assortimento di zaini, astucce e quant'altro vi serve per la scuola. Vi ricordo inoltre il sito chioggiaazzurra.it, i canali Telegram e WhatsApp, Azzurra Network News, l'app Chioggia Azzurra e il canale YouTube Chioggia Azzurra. Continuate a seguirci e ciao a tutti.